Conferenza stampa oggi del presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, per la presentazione del calendario degli eventi che si terranno nella stagione estiva al Teatro dell'Efebo. Sarà la Petite Messe Solennelle di Gioacchino Dorsini ad aprire ufficialmente la stagione artistica. L'orchestra è diretta dal maestro Alessandro Pipitone. Tra gli altri appuntamenti, la rassegna del Teatro Classico e del Mito, il 18 luglio, 25 luglio e il 4 agosto, a seguire la settimana pirandelliana, il 2 agosto, il 12 agosto e il 22 agosto, con il premio Caos Montalbano a cura dell'associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento, quindi gli spettacoli musicali. Il 23 agosto e il 27 agosto, con Battiato, l'Alba dentro l'Eterno, a cura del coro siciliano lirico. Poi le manifestazioni di Terzi, dal 7 al 10 agosto festival, 4-6 settembre il Festival della Sostenibilità e quindi i percorsi del turismo esperienziale Mitos, i tramonti al Giardino dell'Efebo. Lunedì ci sarà, ecco, al teatro la Petite Messe Solennelle, è un evento particolare voluto dall'amministrazione provinciale che apre la stagione estiva del teatro. È aperto a tutti perché noi riteniamo che è un evento non soltanto, diciamo, riservato, ma un evento aperto alla città, ecco, a dimostrazione del fatto che noi vogliamo il coinvolgimento di tutti. Poi ci sarà una stagione teatrale importante, ci saranno la settimana perendelliana, il teatro classico e tanti altri eventi che stiamo definendo in questi giorni, e poi la prossima settimana saremo proprio al Teatro dell'Efebo a presentare tutto il calendario estivo. Questo luogo non sarà soltanto un luogo che funzionerà come teatro, ma diciamo, stiamo cercando di mettere a regime anche il giardino, ecco, per creare anche delle visite esperienziali e dare la possibilità ai turisti che arrivano e che la sera magari, ecco, non hanno cose da fare, di poter dopo cena uscire e raggiungere un luogo che fortunatamente non è dislocato come la Valle delle Tempe, ma si trova in centro città, quindi poter, ecco, non solo ecco, vedere le bellezze, ma anche poter gustare i nostri prodotti, anche poter vedere tutto l'artigianato di pregio che questa terra produce. Per quanto riguarda il primo appuntamento abbiamo detto che è gratuito, invitiamo un po' le persone. Sì, sì, no, è aperto a tutti, quindi ci sono 700 posti, fino ad esaurimento posti, stiamo dando la possibilità a tutti perché riteniamo che sia giusto così, perché io ci tengo a precisare due cose. Uno, che voglio dire, diciamo, il patrimonio è collettivo, il patrimonio è di tutti, quindi non è soltanto per le autorità, per le istituzioni, ma è per tutti. E poi io ci tengo a precisare che non voglio assolutamente fare e non ho fatto una gestione agrigentocentrica, ma mi sto proiettando anche su tutti gli altri siti della nostra provincia. Stiamo lavorando alacremente per sistemare la viabilità, ma stiamo lavorando anche alacremente per andare a restaurare e ristrutturare tutti i beni immobili che la provincia ne ha tanti, e di tutta la provincia, a partire da Bivona a Sciacca. Io sarò ora a Lampedusa giorno 1 per la venuta del Papa di giorno 4, ma anticipo praticamente per andare, ecco, assieme ai tecnici a visionare le strutture di proprietà della provincia per cercare anche in questa lembo di terra che comunque è provincia di Agrigento di sviluppare anche lì qualche cosa che possa dare sostegno ai lampedusani.